Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, benvenuti a questa edizione flash del nostro audio video giornale dalla redazione friulana. Vi parliamo come sempre, andiamo subito a vedere le ultime notizie per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Partiamo chiaramente con la vittoria del quartetto di inseguimento alle Olimpiadi che è avvenuta oggi su pista, dato il protagonista anche il nostro corregionale Jonathan Milan, una medaglia d'oro alla prima Olimpiade a 20 anni, un'impresa fantastica, soprattutto se capita a un buiese tosto e con la testa sulle spalle come Jonathan Milan, che non perderà la sua forza della ragione neanche per un secondo e che saprà crescere ancora regalandoci tante soddisfazioni. Con queste parole l'assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli ha salutato l'impresa del giovane buiese componente del quartetto azzurro dell'inseguimento su pista che ha ottenuto l'oro e soprattutto il record mondiale alle Olimpiadi di Tokyo. Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Filippo Ganna. Cambiamo adesso argomento e parliamo di controlli sulle spiagge, agevoliamo le immagini, un attimo di pazienza, bello della diretta anche questo, vediamo se riusciamo a far partire le immagini, perfetto, riusciamo a far partire le immagini. Con l'avvio della stagione turistica estiva, i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari relativi a esercizi di ristorazione, bar, ulteriori servizi forniti a favore dei vacanzieri ubicati dalle aree costiere marittime dei laghi, eseguendo sino ad oggi 886 controlli, spiega la nota del NAS. Tra questi denunciato anche il titolare di uno stabilimento balneare presente in provincia di Udine per carenze rilevate nei controlli da parte dei carabinieri del NAS di Udine. 21 in totale gli stabilimenti controllati in regione. Adesso cambiamo argomento e parliamo ancora del maltempo. Ci spostiamo chiaramente in provincia di Pordenone perché proseguono i lavori dei Vigili del Fuoco di Pordenone per interventi di copertura con opere provvisionali dei tetti danneggiati dalla violenta grandinata di domenica scorsa. I comuni più colpiti dall'evento sono quelli di Azzano Decimo e Fiume Veneto. I Vigili del Fuoco stanno operando con più squadre con l'ausilio di 3 autoscale provenienti dai comandi di Belluno, Udine e Trieste. Uno dei lavori più complessi della giornata odierna è stato nella frazione di Bannia, nel comune di Fiume Veneto, dove i vigili del fuoco hanno operato con personale speleo alpino fluviale, 2 autoscale e l'ausilio di gru e piattaforme di ditte esterne per coprire con teli un capannone di circa 4.000 metri quadri di un'azienda locale. Per operare in sicurezza su questo intervento è stata richiesta anche l'interruzione di una linea elettrica da 30.000 volt che passava a pochi metri da dove i vigili del fuoco stavano operando. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina per quanto riguarda il live. Ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.